Ehi ragazzi, benvenuti nel nostro canale di notizie del Napoli. Oggi parleremo di un potenziale trasferimento che potrebbe dare una scossa al mercato estivo e rafforzare ulteriormente la nostra rosa. Il nome del momento è il centrocampista marocchino Sofian Amrabat, che potrebbe arrivare al Napoli. Esploriamo i dettagli di questo possibile trasferimento e l'impatto che potrebbe avere sulla nostra squadra. Cominciamo con lo scenario attuale che coinvolge Sofian Amrabat. Secondo Matteo Moretto, giornalista di rilievo, il centrocampista della Fiorentina sarebbe molto propenso al trasferimento al Napoli. Amrabat, che ha avuto un periodo al Manchester United ed è salito alla ribalta alla Fiorentina, ha mostrato una grande apertura al cambiamento. Questo significa che è entusiasta della possibilità di vestire la maglia azzurra e di unirsi alla nostra squadra. La Fiorentina, dove attualmente si trova Amrabat, è disposta a trattare la sua cessione in questa finestra di mercato. Il nuovo allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, pur riconoscendo il valore di Amrabat, non sembra avere problemi a liberarlo, a patto che si raggiunga un buon accordo. Questo apre le porte al Napoli, che si dice sia concentrato sul rafforzamento del centrocampo e veda Amrabat come una delle opzioni principali per quel ruolo. L'allenatore Antonio Conte, alla guida del Napoli in questa stagione, è un grande tifoso del centrocampista marocchino. Conte ha già espresso in altre occasioni l'interesse per Amrabat. In passato, quando era alla guida del Tottenham, aveva preso in considerazione anche l'Amrabat, ma ha finito per optare per altre alternative. Ora, con la possibilità di contare su di lui al Napoli, Conte sembra determinato a concretizzare questo acquisto. Secondo le ultime informazioni, nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti tra Napoli e Fiorentina. Ciò significa che i negoziati sono in corso e possono procedere rapidamente. La situazione è in evoluzione e, se tutto andrà bene, Amrabat potrebbe presto diventare una nuova aggiunta alla nostra squadra. Per il Napoli, l'arrivo di Amrabat potrebbe portare diversi benefici. È un giocatore noto per la sua forza fisica, capacità difensive e capacità di controllare il gioco. Queste qualità sono esattamente ciò di cui il Napoli ha bisogno per rinforzare il centrocampo e dare più equilibrio alla squadra. Inoltre, Amrabat ha esperienza nelle competizioni più importanti e può aggiungere molto al gruppo, sia in termini di qualità tecnica che di leadership in campo. Insomma, il possibile approdo di Sofian Amrabat al Napoli è una notizia entusiasmante per tutti i tifosi. Il centrocampista marocchino sembra avere le braccia aperte per il trasferimento e il Napoli sta lavorando affinché questo rinforzo avvenga. Se le trattative andassero a buon fine, Amrabat potrebbe unirsi alla squadra e aiutare la squadra a raggiungere nuovi traguardi in questa stagione. Per comprendere meglio l'impatto che l'arrivo di Sofian Amrabat potrebbe avere sul Napoli, è importante analizzare alcune domande chiave sul giocatore e su come si inserisce nello schema tattico della squadra. Sofian Amrabat è un centrocampista difensivo che si distingue per la capacità di recuperare palla e la presenza fisica in campo. A 27 anni ha l'esperienza necessaria per affrontare la pressione delle partite importanti e ha dimostrato di essere un giocatore versatile, capace di giocare sia da centrocampista che in posizioni più avanzate a centrocampo. Il suo stile di gioco è caratterizzato da una combinazione di robustezza difensiva e abilità nella distribuzione del gioco, che potrebbe rivelarsi estremamente preziosa per il Napoli. Il Napoli ha mostrato una chiara volontà di rinforzare il proprio centrocampo, soprattutto dopo la partenza di alcuni giocatori fondamentali e l'adeguamento della rosa in vista della nuova stagione. Con l'arrivo di Amrabat, la squadra guadagnerebbe un giocatore con forti capacità di marcatura e copertura, qualcosa che può aiutare a bilanciare la squadra e fornire maggiore protezione alla difesa. Inoltre, la sua capacità di distribuire il gioco può aiutare a migliorare la transizione tra difesa e attacco, aspetto cruciale dello stile di gioco del Napoli. Antonio Conte, l'allenatore del Napoli, è noto per il suo stile di gioco tattico e strutturato. Amrabat, con la sua esperienza e il suo stile di gioco, si inserisce bene nella filosofia di Conte. Probabilmente l'allenatore vede in Amrabat un elemento chiave per rafforzare la linea di centrocampo, offrendo stabilità e presenza robusta. Conte ha una lunga storia di collaborazione con i centrocampisti difensivi e potrebbe utilizzare Amrabat per implementare un approccio più equilibrato ed efficiente in campo. L'arrivo di Amrabat potrebbe avere un impatto significativo anche sulle dinamiche della squadra. La sua presenza potrebbe consentire a Conte di esplorare diverse formazioni e strategie, offrendo più opzioni tattiche durante le partite. Inoltre, l'esperienza di Amrabat nelle competizioni internazionali può portare un nuovo livello di professionalità e conoscenza al gruppo, aiutando i giovani giocatori a svilupparsi ulteriormente. Con il trasferimento ancora in trattativa, è importante considerare l'impatto a lungo termine che Sofian Amrabat potrebbe avere sul Napoli. Se l'acquisto dovesse concretizzarsi, l'aspettativa è che diventi un giocatore fondamentale del centrocampo, contribuendo al successo della squadra in Serie A e nelle competizioni europee. Il Napoli sta chiaramente investendo nel rafforzamento della rosa per raggiungere nuovi obiettivi e l'inserimento di Amrabat potrebbe essere un passo cruciale in quel percorso. In conclusione, il potenziale acquisto di Sofian Amrabat rappresenta un'interessante opportunità per il Napoli. Con la sua esperienza, competenze e profilo potrebbe diventare una grande risorsa per la squadra. Continueremo a monitorare da vicino le negoziazioni e a fornirvi aggiornamenti man mano che emergono nuove informazioni. Grazie per aver seguito un'altra puntata del nostro canale di Notizie del Napoli.
Non dimenticare di lasciare il tuo commento qui sotto su cosa pensi di questo possibile trasferimento e come credi che Amrabat possa influenzare la stagione del Napoli. Se non sei ancora registrato, cogli l'occasione per iscriverti e attivare le notifiche per non perdere nessuna novità sul nostro team. Alla prossima e forza Napoli!